Porto Empedocle renderà omaggio al papà del commissario Montalbano. Calmilleri tornerà nella sua vigata sotto forma di statua. Nuovo rinvio per le elezioni. L'ente agrigentino aderisce al distretto produttivo lattiero-caseario. Domenica 2 febbraio la giornata per la vita. Domani al Tribunale di Agrigento approfondimento sull'usura bancaria. Basilio Borgo dedica il suo 31esimo libro a Gerlando Butera. Sarà presentato domani. Titolo: La Serie C a fumetti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Si infiamma la politica, le amministrative di Agrigento accendono gli animi. Si registra così un duro scontro tra il consigliere comunale di Agrigento, Angelo Vaccarello, ed il forzista Giuseppe Arnone. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Botta e risposta tra il professore Giuseppe Arnone di Favara e il consigliere comunale Angelo Vaccarello. La questione è la candidatura nel centrodestra ad Agrigento e alla sua unità, da più parti auspicata ma non di facile realizzazione. Per il presidente del club Forza Italia di Agrigento, il professore Giuseppe Arnone interviene nel merito delle prossime amministrative in città ed alcune recenti dichiarazioni rilasciate dal deputato regionale onorevole Roberto Di Mauro. Giuseppe Arnone afferma una delle migliori qualità di un soggetto politico è la capacità di aggregare, condividere e costruire, e non invece dividere e distruggere. Le recenti dichiarazioni del deputato regionale Di Mauro, sponsor del candidato sindaco di Agrigento Franco Miccichè, dimostrano invece che tale qualità, ovvero della capacità di aggregazione, condivisione e costruzione, non gli appartiene. L'onorevole Di Mauro per Arnone pone sull'altare degno di benedizione solo la sua candidatura, espressione della società civica e del rinnovamento, come la definisce lui. L'onorevole Di Mauro, già sindaco di Agrigento 30 anni addietro e già parlamentare 28 anni fa, tutti gli altri invece per l'onorevole Di Mauro sono relegati fuori e lontano dal suo altare. Il levigato politico agrigentino per Arnone distribuisce le pagelle del vecchio e del nuovo, di chi sgomita, di chi deve essere escluso e di chi non merita di ascendere al suo altare. Forse Di Mauro ignora o finge di ignorare che fino a prova contraria è stato eletto e milita in una coalizione di centrodestra che sostiene formalmente alla regione un governo di centrodestra presieduto da Nenno Musumeci, in cui il dato più importante, Forza Italia diventerà bellissima, sono l'asse portante e il fulcro dell'azione del governo regionale e quindi nell'azione politica e amministrativa in Sicilia. Arnone conclude invitando l'onorevole Di Mauro a una pausa di riflessione e di assunzione di responsabilità, di onestà intellettuale prima di salire sulla cattedra del centrodestra in cui egli stesso milita, oppure no? Ad Arnone replica Angelo Vaccarello, consigliere comunale a Palazzo dei Giganti, in merito alle prossime amministrative di Agrigento. Apprendo con stupore, afferma il consigliere comunale Vaccarella, che ad Agrigento ancora una volta alcuni personaggi politici poco rappresentativi del centrodestra si lanciano inunci accuse contro il progetto del candidato a sindaco Franco Miccichè. Anche perché io e tanti amici del Polo Moderato siamo ufficialmente impegnati a sostenere un'idea politica che trova radicamento e voglia di ripartire dopo anni e anni di stallo politico-amministrativo nella città dei Templi. Questa volta è il turno di Arnone di Favara, che nel suo eterno peregrinare in politica è stato pure candidato con i democratici autonomisti alle regionali del 2008 e vicino alle posizioni del già presidente Lombardo con l'MPA e anche assessore pro tempore nella giunta provinciale di Dorsi. Adesso cerca di ringalluzzirsi con un messaggio poco credibile. Ora si cimenta non sappiamo per conto di chi in un'analisi storico-politica dove con la logica del divide e timpera diventa centrale nel dibattito politico del centrodestra nella città di Agrigento. Certo in politica si dimenta e si cancella tutto facilmente, ma proprio un eterno perdente delle competizioni elettorali, secondo Vaccarella, vederlo cimentarsi in ragionamenti di unità e di coalizione moderata che governa come Palazzo d'Orleans lo trovo francamente fuori luogo e poco credibile.
Ribadisco, afferma Vaccarella, che la candidatura del dottore Miccichè ha un taglio civico che abbraccia non solo il centrodestra, ma intercetta la stima e l'approvazione di giovani, professionisti, società civile e mondo del lavoro. Mi piacerebbe che queste manfrine politiche che vogliono portare solo un appesantimento della campagna elettorale interessino poco alla gente. Oggi gli agrigentini pretendono un governo serio, responsabile, uomini come Miccichè, che scevri da giochini e polemiche melliflue possono tracciare un percorso nuovo in politica e in un governo della città che vedrà le migliori energie e le migliori intelligenze per risalire la china. Dopo che Agrigento, rispetto agli anni che furono, non ha più un'identità e un percorso di buona politica e di sviluppo per le future generazioni, questo è il vero dramma e la fotografia della città, degli agrigentini, al netto di spericolate visioni di taluni che non hanno alcun progetto politico di prospettiva. Porto Empedocle, città d'origine del papà del commissario Montalbano, renderà omaggio alla memoria dello scrittore riportandolo, anche se sotto forma di statua, nella sua città. In via Roma, seduto al tavolino di un bar, sarà collocata una scultura di Andrea Camilleri mentre beve una birra e fuma una sigaretta, un momento di relax che lo scrittore si concedeva ogni volta che tornava nella sua vigata. Eugenio Cairone. Si torna a parlare della statua di Andrea Camilleri da posizionare nella centralissima via Roma, dove lo scrittore amava sostare seduto in un bar della via Empedoclina. Ed è nei pressi del bar che dovrebbe sorgere la statua della quale si era parlato a settembre, nel giorno in cui lo scrittore avrebbe compiuto 94 anni. L'idea della statua a ricordo del papà del commissario Montalbano è condivisa con la Strada degli Scrittori, l'associazione diretta da Felice Cavallaro. Ma non finiscono qui le iniziative a Porto Empedocle per ricordare Andrea Camilleri e dimostrare quanto sia vivo il ricordo nella sua città. Il Comune di Porto Empedocle come intende ancora ricordare il maestro Camilleri? Sicuramente è sempre presente nei nostri pensieri. Certamente abbiamo in mente di fare una statua, ci stiamo adoperando in tal senso, lo pensiamo di collocarla in via Roma, dove lui sedeva sempre, soleva sedere, e ritraerlo in un'immagine di vita, e poi gli dedicheremo il posto che a Porto Empedocle lui amava di più, che era l'ingresso del porto, secondo quanto ci ha detto la figlia Andreina. Ringrazio la casa editrice Sellerio per questa bella donazione che ha fatto al nostro paese e di tutti i libri editi da Camilleri con questa stessa casa editrice, che fra l'altro è siciliana, quindi è un doppio orgoglio che un siciliano abbia pubblicato le sue opere con una casa editrice siciliana. Nuovo femminicidio in Sicilia, una donna di 52 anni è stata uccisa a Mazzara del Vallo, massacrata di botte per 3 giorni dal marito. C'è il servizio. Ammazzata di botte fino ad essere ridotta esanime. È successo a Mazzara del Vallo, nel Trapanese, dove il 53enne pregiudicato Vincenzo Frasillo, disoccupato, ha picchiato talmente tanto la propria consorte, ovvero la 52enne Rosalia Garofalo, anch'essa mazzarese, con la quale sposate da 30 anni, picchiata sino a causarne la morte. Nella notte i poliziotti lo hanno fermato, eseguendo un provvedimento come indizio di delitto emesso dal PM Marsalese. Impegnati, dicevamo, gli agenti della squadra mobile di Trapani e del commissariato di Mazzara del Vallo, subito portatisi nell'abitazione dei coniugi, sita nella via Calipso, dopo che il Frasillo aveva chiamato i sanitari del 118 segnalando il decesso della moglie Rosalia, che all'arrivo dei medici si trovava riversa sul letto matrimoniale presentando gravi segni di percosse su tutto il corpo. Vincenzo Frasillo è stato condotto in commissariato e sottoposto per tutta la notte ad interrogatorio in presenza del proprio legale. Il sopralluogo della scientifica e l'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale hanno confermato che Frasillo ha più volte picchiato la moglie negli ultimi 3 giorni senza prestargli alcuna assistenza o richiedere le necessarie cure mediche. La violenza si è scatenata molto probabilmente per l'ossessione di essere tradito dalla consorte. Vincenzo Frasillo è stato condotto nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. 2 milioni di euro in arrivo per le strade interne della provincia di Agrigento, e dopo la grande marcia dello scorso 25 gennaio dei sindaci, il cartello sociale che ha organizzato la manifestazione si prepara ad incontrare il vice ministro dei trasporti Giancarlo Cancelleri. I dettagli nel servizio.
quasi 2 milioni di euro per il recupero e la manutenzione della viabilità interna di collegamento tra i comuni di Burgio, Lucasicola, Villafranca e Caldabellotta. Il governo regionale ha risposto concretamente all'interrogazione parlamentare con la quale chiedevo interventi immediati per il ripristino delle strade della parte bassa della montagna Agrigentina. Lo dice il parlamentare regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro, esprimendo la propria soddisfazione per il risultato ottenuto grazie alle varie sollecitazioni inviate al governo regionale sul tema della viabilità. La somma di 1.700.000 euro messa a disposizione del libero consorzio provinciale di Agrigento servirà all'avvio della progettazione, aggiunge Catanzaro, in seguito all'accordo di programma tra regione e provincia per l'avvio dei cantieri. Finalmente riusciamo a far sentire chiaramente la voce e le esigenze delle nostre comunità. Il risultato ottenuto comunque è solo un primo passo, conclude il parlamentare regionale del PD. Mi impegno a non abbassare la guardia vigilando sull'esecuzione dei lavori alla rete stradale che non sono più procrastinabili. Intanto Gero Acquisto, segretario provinciale della UIL, dopo la manifestazione contro l'isolamento geografico della provincia di Agrigento, ha annunciato che il prossimo 8 febbraio in prefettura si terrà un incontro col sottosegretario ai trasporti Giancarlo Cancelleri. Avremo la possibilità di un incontro col viceministro, dice Acquisto, che ci ha promesso di risolvere lo stallo sulla strada statale 189 Agrigento-Palermo con lo sblocco dei primi fondi disponibili per la Sicilia. Ma è chiaro che vogliamo sapere anche quanto tempo occorrerà per vedere l'opera ultimata. Impossibile continuare a costringere gli automobilisti a vere e proprie odissee per raggiungere il capoluogo siciliano con 6 semafori e diverse deviazioni. Prima dell'arrivo della stagione estiva, anche per non scoraggiare l'arrivo dei turisti, bisogna quantomeno alleggerire la situazione, dice il segretario della UIL. Discorso identico alla statale 640, dove perlomeno qualche cantiere è ripartito, ma ci auguriamo che la data di consegna dei lavori, fissata per il 2022, non ne subisca altri posticipi. Ma riteniamo anche priorità quella di programmare gli interventi lungo la strada statale 115, molto trafficata anche da mezzi pesanti. Ormai gli incidenti, anche mortali, purtroppo non si contano più. Un'arteria che attraversa anche il centro abitato di Porto Empedocle, pericolosissima, dove non si interviene da decenni. Le istituzioni, conclude il segretario. L'ex consigliere comunale e coordinatore del movimento Mani Libere Giuseppe Di Rosa ha pubblicato sul suo canale YouTube e ha diffuso alla stampa un video che ritrae una persona anziana nel centro cittadino che orina su un muro vicino alla prefettura. Il signore anziano sarà stato costretto a urinare dove gli è stato possibile perché, afferma Di Rosa, nell'Agrigento 2020 a 2600 anni dalla fondazione, tutti i bagni pubblici della città sono chiusi per incuria. Vergognoso, conclude Di Rosa. A febbraio ripartono i corsi dell'ente ERAP, un'opportunità importante per inserirsi nel mondo del lavoro. L'intervista a Pietro Asaro del nostro direttore Arturo Cantella. Nel mese di febbraio partiamo come ogni mese accendendo al 20 come data, quindi il 20 di febbraio le partenze di vari corsi di formazione, ma la novità del mese di febbraio sta nel fatto di aggiungere alla solita offerta che abbiamo altri corsi inediti che qui ad Agrigento non solo non si sono mai fatti ma non si sono mai avviati. Quindi noi avvieremo il corso di gommista regolarmente autorizzato, il corso di carrozziere, il corso di meccatronica, il corso di saldatore elettrico, il corso di make-up artist, giocatore artistico ed altri corsi inediti che si vanno ad aggiungere alla già vastissima offerta che abbiamo qua a Villaggio Mosè nell'ente ad Agrigento, l'ente ERAP. Cosa voglio dire? Che tutte queste inedite, tutti questi corsi nuovi sono corsi che ci provengono dalle richieste di mercato, cioè le richieste che ci vengono dalle associazioni datoriali, dalle associazioni di lavoro, dai patronati, dai sindacati, perché noi lavoriamo ad ampio raggio con tutte quelle che sono le categorie sociali, quindi una formazione veramente legata al mondo del lavoro e che risponde alle esigenze lavorative che ci provengono non solo da Agrigento ma dal territorio, perché con questa sede che abbiamo qua ad Agrigento abbracciamo circa 15 paesi, quindi ripeto, oltre alla classica offerta che abbiamo anche questi corsi inediti. Inoltre voglio aggiungere che sempre al 20 di febbraio partiranno molti corsi OS, molti corsi nel settore sanitario, per esempio avremo anche molti corsi di assistente allo studio odontoiatrico, molti corsi di riqualifica regionale per quanto riguarda i corsi OSS regolarmente autorizzati dalla Regione Sicilia. In aggiunta abbiamo una offerta vastissima che sono i master, i corsi di alto perfezionamento, le lauree, i diplomi, le certificazioni, le abilitazioni, le attestazioni, insomma una grandissima offerta che
ci ha consacrato qua ad Agrigento l'ente più grosso per qualità, per numeri che noi riusciamo a fare, ma questo perché abbiamo avuto la capacità di legare la nostra attività di formazione al mondo del lavoro. Nonostante tutto, per maggiore informazione, l'ERAP ha aperto anche dei nuovi centri di formazione, non solo ad Agrigento ma anche in paesi vicini, uno per tutti vorrei ricordare Ribera. Sì, noi, questo già comunque l'utenza lo sa, noi nella provincia, ora parliamo di provincia, di Agrigento abbiamo le sedi, oltre a quella storica che è il quartiere generale, cioè Canicattì o questa di Agrigento, noi abbiamo altre sedi che sono la sede di Ribera, la sede di Sciacca, la sede di Licata e altre sedi. In totale noi abbiamo nella provincia di Agrigento 8 sedi regolarmente accreditate per poter erogare servizi di formazione e di istruzione. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Il Libero Consorzio aderisce al patto di sviluppo del distretto produttivo siciliano lattiero caseario, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha formalmente aderito al patto di sviluppo del distretto produttivo siciliano latterio caseario, riconosciuto con decreto dell'assessorato regionale alle attività produttive del 2012, con atto di determina ha firmato il commissario straordinario dottor Alberto Di Pisa. Il patto ha lo scopo di promuovere e valorizzare le produzioni del settore lattiero caseario siciliano, organizzando l'intera filiera produttiva e migliorando così la collaborazione fra pubblico e privato, utilizzando razionalmente le risorse finanziarie, in particolare i fondi comunitari. Il Libero Consorzio di Agrigento ha così prontamente risposto all'invito del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ente capofila e sede legale del distretto produttivo siciliano latterio caseario, aderendo alla procedura di rimodulazione del patto per lo sviluppo per presentare la richiesta di un nuovo riconoscimento dello stesso distretto produttivo. L'adesione del Libero Consorzio di Agrigento rafforza così l'attività del distretto, che ha già avviato incontri con tutti i soggetti interessati, come allevatori, cooperative, imprenditori, università, enti locali, al fine di valutare le proposte e raccogliere le nuove adesioni. Il settore lattiero caseario in Sicilia è un anello importante della catena produttiva fondamentale per lo sviluppo economico della regione. Nella nostra provincia, infatti, in particolare le aree interne più vocate alla produzione di latte e formaggi. In questi ultimi anni amministrazioni, imprese e cittadini hanno lavorato in sinergia, raggiungendo risultati importanti. L'adesione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento al patto di sviluppo per il nuovo riconoscimento regionale del distretto produttivo siciliano latterio caseario può assicurare così un ruolo fondamentale a sostegno del territorio e contribuire assieme ad altri enti a una crescita di un settore sia in termini di coordinamento dei diversi soggetti che di promozione dei prodotti del territorio e della loro ulteriore qualificazione, essendo tra l'altro il territorio dell'area montana, come Cammarata, Santo Stefano Quisquina e altri comuni, statisticamente il secondo in Sicilia per importanza nel settore. Inoltre l'area del Belice ha assunto nel tempo posizioni crescenti con il riconoscimento DOP di un prodotto di qualità come la Vastedda, una buona opportunità così per rilanciare il ruolo delle nostre produzioni e valorizzare le nostre comunità, puntando anche su un migliore organizzazione commerciale per la conquista di nuovi mercati. Si profila un altro rinvio del voto alle ex province, già in programma ad aprire il disegno di legge per il rinvio è già pronto, attualmente in fase di esame nelle commissioni parlamentari competenti e martedì prossimo 4 febbraio sarà, a meno di imprevisti, approvato dall'Assemblea regionale. Inoltre martedì, insieme all'articolo per rinvio a ottobre delle elezioni provinciali, il disegno di legge dovrebbe contenere una norma salva Crias e l'articolo sul costo della rideterminazione del numero degli assessori nelle giunte comunali. Il testo in ogni caso dovrà essere snello. L'Aula è infatti convocata alle ore 15. Il termine per gli emendamenti sarà molto breve, un'ora, alle 16:30 l'Aula inizierà a votare il testo.
Poliziotti in palestra per vincere lo stress del lavoro in carcere. Era chiusa da anni la palestra della casa circondariale palermitana, è stata inaugurata a seguito di un convegno tematico. C'è il servizio. Lo stress da lavoro correlato rappresenta una delle più importanti problematiche che riguardano il mondo lavorativo. La componente lavorativa in alcuni ambiti può concorrere significativamente a creare situazioni di elevato stress che possono sfociare in eventi patologici anche di notevole gravità. Per questo, al fine di approfondire la metodologia per la valutazione e la gestione del rischio, nonché la realizzazione di azioni correttive, si è svolto presso l'Istituto Penitenziario Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo un interessante convegno dal titolo Stress da lavoro correlato in ambito penitenziario. Hanno partecipato, oltre il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, gli operatori dell'area amministrativa, sanitaria ed educativa, alla presenza del direttore generale del personale DAP Roma, Massimo Parisi. Come amministrazione centrale vogliamo mettere in campo delle strategie complessive che così analizzino il fenomeno e in qualche modo intervengano. È chiaro, fin dove è possibile farlo, perché i fattori, come sappiamo, sono sempre i più vari e più variegati, però prevedere dei servizi che possano intercettare il disagio credo che sia possibile. Questo convegno è stato importante per suggerire a noi provveditori, ma anche al capo del personale, tutta una serie di accorgimenti che potranno essere presi in considerazione per migliorare sempre di più il benessere dei lavoratori. Per noi è una giornata speciale perché significa che abbiamo l'attenzione dei superiori uffici e che ci seguono nei vari progetti che facciamo per migliorare la vivibilità dell'organizzazione, per dare il meglio al nostro personale. La particolarità della nostra professione ci sottopone comunque a stress da lavoro, anche pur tentando di instaurare un clima sereno, un ambiente lavorativo sereno. È chiaro che la particolarità del servizio inficia molto sulla nostra qualità del lavoro. Perché si possa raggiungere l'obiettivo, che è quello della rieducazione dei detenuti, perché tutto possa funzionare bene, le persone devono stare bene nell'ambiente lavorativo, che poi occupa l'80% del nostro tempo, e quindi tutto quello che può essere utile al benessere del personale ben venga. Alla fine dei lavori, per far fronte allo stress di un lavoro complesso, è stata inaugurata, con il tradizionale taglio del nastro, una nuova palestra ristrutturata dopo più di 10 anni, grazie al contributo economico dell'ente Assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria. L'obiettivo nostro è quello là di dimostrare la vicinanza rispetto a progetti che si distinguono per l'attenzione al personale, e questo ci sembra sicuramente tra i più significativi, parlare sia di stress del lavoro correlato e poi anche vedere che concretamente si cerca di migliorare il benessere del personale. La palestra è un segno tangibile, non può che far piacere. Con l'inaugurazione di questa palestra è un segno tangibile di attenzione al benessere del personale di polizia penitenziaria, che è soggetto a turni stressanti, a un lavoro molto duro, e questo è un segnale per venire incontro ai loro bisogni e portare anche un po' di serenità e anche fare gruppo, perché la palestra contribuisce a fare gruppo tra colleghi, e questo sicuramente sortirà effetti positivi. Questo è sicuramente il cardine del mio comando, questo è quello che ho sempre detto anche ai miei ispettori, che è quello di stare sempre accanto al personale. Il personale ha bisogno di risposte concrete, specialmente nell'operatività. Ma anche fuori dall'operatività bisogna riuscire a creare quei momenti di aggregazione, e io mi auguro che la palestra serva proprio a questo. Sotterravano quintali di rifiuti spiaggia, denunciate 2 persone di Licata. Vediamo. I carabinieri del nucleo radomobile di Licata hanno denunciato a piede libero 2 licatesi di 81 e 54 anni per abbandono incontrollato di rifiuti speciali sul litorale della città. Al tramonto, nel tratto di costa vicino a Licata, una gazzella dei carabinieri stava pattugliando il litorale per un servizio mirato alla repressione dei reati ambientali, quando hanno notato qualcosa di inusuale sulla spiaggia di Contrada Playa. Proprio in questo periodo 2 uomini, con l'aiuto di vari attrezzi, stavano scavando e livellando, attività alquanto insolita
novità sulla spiaggia, vista l'ora e il periodo dell'anno. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di approfondire e hanno scoperto che i due, entrambi noti alle forze dell'ordine, stavano sotterrando quintali di rifiuti provenienti molto probabilmente da lavori di ristrutturazione edile o di costruzione proprio lì sulla spiaggia, cercando inoltre di coprire le tracce del loro scempio, livellando il terreno scavato. Di conseguenza i militari li hanno subito bloccati e hanno sequestrato l'area per limitare l'inquinamento causato dagli inerti. Per i due licatesi di 81 e 54 anni è scattata la denuncia a piede libero e dovranno rispondere del reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali. I carabinieri hanno subito attivato le procedure per una più celere possibile rimozione del materiale. Traffico di farmaci dopanti dall'est, indagini anche a Messina, i particolari nel servizio. Anche a Messina ci sono indagati della vasta operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno e dal NAS di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, che ha consentito di disarticolare una rete composta da decine di soggetti italiani ritenuti, a vario titolo, responsabili di ricettazione, utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, nonché l'importazione illegale e vendita di medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della Società dell'Informazione senza autorizzazione. L'indagine, iniziata nel 2018 nelle Marche, si è presto allargata a tutta Italia, compresa la provincia di Messina, consentendo di individuare decine di persone, atleti di varie discipline sportive e frequentatori di palestre, avvezzi all'acquisto e alla commercializzazione di farmaci ad effetto dopante, importati da paesi dell'Est Europa come la Bulgaria e la Polonia. L'impegno sviluppato dagli investigatori dell'Arma, anche con attività tecniche, ha consentito complessivamente di ricostruire i ruoli e le funzioni degli indagati residenti oltre che in provincia di Messina, in altre 29 distinte province e impegnati con una struttura reticolare a proporre tramite vari social in tutto il territorio nazionale, sia a consumatori che a rivenditori al dettaglio, ingenti quantitativi di farmaci ad effetto dopante. Accertare che i soggetti importassero illecitamente i dopanti dalla Bulgaria e dalla Polonia per poi rivenderli in tutta Italia attraverso la fitta rete dei coindagati. Quantificare anche attraverso l'analisi di conti correnti le transazioni avvenute sulle carte di pagamento e le spedizioni postali, un giro d'affari stimato in oltre 500.000 euro annui, riscontrate l'utilizzo di ricette mediche falsificate da parte di alcuni indagati al fine di approvvigionare ulteriori prodotti provenienti dal circuito regolare nazionale, sequestrate nel corso di 55 mirate perquisizioni disposte dalla Procura di Ascoli Piceno in 30 province, migliaia di confezioni di farmaci ad effetto dopante, tra cui nandrolone, testosterone, ormone della crescita e steroidi anabolizzanti. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Domenica prossima, 2 febbraio, si celebra la Giornata per la Vita, ricorrenza particolarmente cara al mondo cattolico. Scopriamo le iniziative che coinvolgeranno Agrigento. Vediamo. Domenica prossima, 2 febbraio, si celebra la Giornata per la Vita, ricorrenza particolarmente cara al mondo cattolico. Scopriamo le iniziative che coinvolgeranno Agrigento. Vediamo. Domenica un appuntamento importante, la Giornata per la Vita, tante le manifestazioni anche ad Agrigento sulla riga delle manifestazioni nazionali, una giornata sicuramente importante che si svolgerà come? Allora, innanzitutto devo precisare che è la 42esima giornata per la vita, è una giornata che viene svolta in difesa della vita, questa vita che è strapazzata, vituperata, abbandonata, noi dobbiamo difenderla, anche perché dobbiamo ricordarci che la vita è un dono di Dio e come tale va salvata. Noi come Centro di Aiuto alla Vita, quindi come volontariato, noi ci siamo ad Agrigento. Da 20 anni che lavoriamo e operiamo, abbiamo salvato oltre 1100 bambini da una morte sicura. Cosa facciamo? Accogliamo le donne, quelle che sono in difficoltà, la ragazza incinta giovane, le famiglie numerose che hanno già 4 figli e hanno difficoltà a sostenere il quinto. Noi ci siamo con tutti gli aiuti possibili ed immaginabili, il sostegno economico, il banco alimentare, facciamo la spesa, compriamo i vestitini per i bambini e ci siamo sempre sulla breccia e dobbiamo ringraziare il Dio che ci dà questa forza e soprattutto la provvidenza, la Chiesa che ci ospita, dove noi ogni giovedì facciamo accoglienza.
Recentemente alcuni dati statistici danno purtroppo il fenomeno in aumento, anche ad Agrigento? No, devo dire che ad Agrigento naturalmente esiste l'aborto, il San Giovanni di Dio, l'ospedale lo pratica, però devo dire che c'è stato un rallentamento del flusso e noi invitiamo sempre le donne a pensarci, a riflettere, ad avere questo dono che Dio ci dà ed avere l'accoglienza per il figlio, perché il figlio è un bene prezioso. Domani venerdì 31 gennaio nell'aula Livatino del Tribunale di Agrigento a partire dalle 9:30 e fino alle 17:30 è in programma un interessante incontro di studio denominato l'evoluzione della giurisprudenza bancaria negli ultimi 3 anni. L'evento si propone di approfondire le complesse tematiche relative ai profili dell'usura bancaria. È promosso dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Agrigento, presieduta da Salvatore Broccio, in tandem con la sezione Adusbef Agrigentina che ha al suo vertice Gaspare Di Maria. Domani al Caffè dei Fiori al Villaggio Mosè alle 18:30 verrà presentato il libro di Basilio Borgo, la serie C a fumetti dedicato al nostro compianto Gerry Butera. Il libro verrà presentato dal collega Eugenio Cairone. Tante le squalifiche in eccellenza, su tutte spiccano quelle dell'Acrages, il presidente Giovanni Castronovo e al vice tecnico Francesco Nobile. Carmelo Lentini. Quella di domenica scorsa non è stata per nulla una giornata tranquilla e serena per l'Acragas del presidente Giovanni Castronovo. A fine gara qualcosa deve essere successo al rientro dentro gli spogliatoi, qualcosa che sfugge e che ha visto l'arbitro della gara restituire con stizza in segreteria il dono di un artistico tempio in sughero che solitamente la società fa a tutte le terne arbitrali che arrivano dal Seneto. Un gesto rituale che rispecchia le scorse stagioni, quando la squadra militava tra i professionisti. Mercoledì scorso la brutta sorpresa con i provvedimenti del giudice sportivo. Inibizione a svolgere ogni attività fino al 31 aprile di quest'anno per il presidente Castronovo e quindi campionato concluso anzitempo. Questi gli altri provvedimenti della settimana. Squalifica fino al 10 febbraio per il tecnico in seconda Francesco Nobile. Inibizione a svolgere ogni attività fino al 25 marzo per Gerlando Mendolia del Pro Favara. Inibizione a svolgere ogni attività fino al 5 marzo sempre di quest'anno per Pasqualino Capodici del Pro Favara. Ciò per quanto riguarda le società, mentre per i calciatori sono state inflitte 3 giornate di stop a Vito Lupo del Canicattì. Poi ci sono 2 gare effettive a Fallea del Pro Favara, una gara per Bernardo e Cincotta della Parmonfal, Monforte del Cus Palermo, Cillufo e Romano dell'Oratorio Marineo, Gastone del Monreale, Bisogno del Geraci, Albeggiano e Tarantino del Don Carlo Misilmeri e infine Chiassese del Geraci. Lunga la lista dei diffidati in casa Acragas, che sono ben 4, Licata, Mannina, Paterniti e Procida. Questi calciatori devono evitare di prendere ulteriori cartellini gialle, pena una possibile squalifica, ed è in prospettiva del derby casalingo contro il Canicattì tra 15 giorni. Intanto domenica sarà sfida alla San Gataldese, che si preannuncia difficile e combattuta. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.